Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, questi i titoli più importanti della mattina. C'è un medico iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di omicidio colposo a seguito della denuncia della moglie di un uomo di 64 anni di Campobello di Licata, morto il 16 marzo scorso all'ospedale San Giovanni di Dio. La procura di Agrigento ha deciso di aprire un'inchiesta. Incidente mortale ieri sera a Marsala nel Trapanese, dove un 34enne ha perso la vita dopo essere finito fuori strada mentre si trovava a bordo di una Fiat 500 e percorreva via Salemi. Il giovane Sebastiano Adramni avrebbe perso il controllo del mezzo che guidava per cause ancora in corso di accertamento. Scene da film, quelle che ieri sera si sono viste al Corso Italia a Catania, dove al Caffè Europa un ragazzo sarebbe stato pestato da un gruppo di giovani entrato all'interno del bar solo allo scopo di punire il diretto interessato di quella che potrebbe essere una vera e propria azione punitiva. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo delle volanti. 3 migranti sono dispersi dopo essere caduti in mare in acque internazionali durante il trasbordo dalla barca sulla quale viaggiavano insieme ad altri 136 compagni alla nave cargo petroliera. È il terzo episodio nel giro di 3 giorni, i dispersi salgono così a 5. Un noto negozio di abbigliamento di Partinico è finito invece nel mirino della finanza, scoperti e sequestrati circa 5.000 capi contraffatti. Il titolare è stato segnalato per ricettazione e per il commercio di prodotti con segni falsi. I dettagli su queste notizie li potete trovare sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.